Regione e Università siglano raccordo per l'assunzione di medici specializzandi in corsia. Zaia, con questo ed altri strumenti potremo risolvere la carenza di medici nei prossimi 2 anni. Lastre di vetro attorno alla facciata della Basilica di San Marco per proteggerla in caso di acque alte eccezionali. È il progetto sottoposto all'approvazione della Sovrintendenza ai beni culturali. Tra un mese avrebbe compiuto 91 anni e scomparso il filosofo Emanuele Severino. All'Università Ca' Foscari di Venezia fu tra i fondatori della Facoltà di Lettere e Filosofia. È stata trasferita in rianimazione in gravi condizioni la mamma cinquantenne che ieri si è cosparsa di benzina e si è data fuoco davanti al Tribunale dei minori di Mestre. Fanno discutere le frasi che un bambino di 10 anni alle scuole di Cavarzere avrebbe pronunciato a scuola. Sono pronto a farmi esplodere in nome di Allah. Le parole shock su cui stanno indagando i carabinieri. Picchiava la madre ed il fratello più giovane, arrestato 30enne di Spinea con problemi di droga. La situazione era nota ai servizi sociali, la solidarietà del sindaco di Spinea. Riaprire le case chiuse, la nostra inchiesta Quarto Daltino, dove è esplosa l'inchiesta sulle lucciole di lusso. Per il sindaco e diversi residenti bisogna legalizzare il fenomeno della prostituzione. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. La sanità in primo piano. Il presidente del Veneto Zaia e i rettori delle università di Padova e Verona hanno siglato a Venezia il protocollo d'intesa che permetterà l'assunzione di medici specializzandi con contratti di formazione e lavoro. Sentiamo. Le prime 7 assunzioni, 3 a Verona e 4 a Padova, sono già state effettuate. Altre ne seguiranno perché con la firma del protocollo d'intesa siglato a Palazzo Balbi dal presidente del Veneto Luca Zaia e i rettori delle università di Padova e Verona Rosario Rizzuto e Pierfrancesco Nocini, l'assunzione di medici specializzandi con contratti di formazione e lavoro diventa sistema. L'organico del Veneto idealmente dovrebbe avere 1300 medici in più. Ricordiamo che in Italia mancano 56.000 medici. Oggi la vera difficoltà è trovare medici. L'ultimo concorso per 80 medici di pronto soccorso ci ha fruttato 3 assunti. Con questo accordo, con i concorsi che stiamo facendo e con le ultime normative nazionali del Ministro Speranza, possiamo dire con tranquillità che in 2 o 3 anni si va a regime. L'accordo siglato con le università coinvolge anche le scuole di specializzazione, con 197 specializzandi del 4° e 5° anno che potranno essere assunti con contratti a tempo determinato a 32 ore, con uno stipendio di 2.300 euro al mese. È un accordo storico perché il Veneto mostra ancora una volta la capacità di fare squadra, di lavorare insieme, riuscire ad affrontare un problema, un'emergenza con una soluzione non di basso profilo ma di altissimo profilo, in cui la soluzione è anche un modello nazionale. Io credo che sia un ulteriore punto d'orgoglio per la nostra regione. Già prima in regione la presenza di specializzandi fuori dalle sedi universitarie stava avvenendo più che nel resto d'Italia. Ora il Veneto diventa un centro pilota a livello nazionale. Sono medici al 4° anno, 5° anno di specialità che le facoltà la nostra facoltà, le scuole di specialità, i direttori valutano in grado di poter avere la massima sicurezza per poter accudire al cittadino, fermo restando che non sono da soli, c'è sempre un tutore. Lastre di cristallo per proteggere la Basilica di San Marco dall'acqua alta. Questo è il progetto avveniristico presentato alla Sovrintendenza. Un fortino di cristallo capace di proteggere uno dei tesori più preziosi al mondo è l'ambizioso progetto che la Provveditoria di San Marco ha sottoposto in questi giorni alla Sovrintendenza ai beni culturali e al Provveditorato delle opere pubbliche. Lastre di vetro fisse alte 1,20 m a circondare la facciata della Basilica di San Marco, un progetto milionario ma sostenibile, come conferma il procuratore Pierpaolo Campostrini. L'intervento è valutato in circa 3,5 milioni di euro, che non è una cifra molto grande se si pensa a quello che è il valore immenso della Basilica che verrebbe preservato. Si tratta quindi di sostituire i parapetti in ferro che già esistono per tenere lontani i visitatori dalle mura esterne con lastre dal materiale innovativo sviluppate accanto alla stazione sperimentale del vetro di Murano. Con dei parapetti che siano impermeabili.
e che quindi impediscano all'acqua di arrivare dalla piazza verso la Basilica. E se a Venezia si studiano misure eccezionali per San Marco, a Chioggia, primo giorno di test per le 9 paratoie al nord delle Bocche di Porto, lo stesso sindaco Alessandro Ferro è ancora in attesa degli esiti dell'operazione, che sarà comunque bissata domani sulle paratoie a sud, quelle che guardano a Sottomarina, e di Mose si parlerà nel comitatone convocato in prefettura alle 12 per fare il punto sul cronoprogramma. Stiamo monitorando il sollevamento delle paratoie proprio per capire se c'è un futuro per quest'opera e speriamo appunto che possa andare tutto bene e che si possa salvare Venezia dalle future acque alte. Altre verifiche, ma sotto stress, saranno effettuate non appena il meteo sarà avverso, non solo a Chioggia, quindi si attende il mare mosso. Addio al filosofo Emanuele Severino, tra un mese avrebbe compiuto 91 anni. È scomparso lo scorso 17 gennaio, l'annuncio oggi a funerali avvenuti per sua volontà. Severino, dopo aver insegnato all'Università Cattolica, venne chiamato all'Università Ca' Foscari di Venezia, è stato tra i fondatori della Facoltà di Lettere e Filosofia e per molti anni è stato docente di filosofia teoretica. Ha poi diretto fino all'89 l'Istituto di Filosofia, insegnando anche logica, storia della filosofia moderna e contemporanea e sociologia. Nel 2005 l'Università Ca' Foscari lo ha proclamato professore emerito. Unanime il cordoglio del mondo accademico per la scomparsa del grande filosofo. Ci ha lasciati un grande protagonista del mondo della cultura e dell'Accademia Italiana ed Internazionale, uno dei nostri professori più amati. Sono le parole del rettore di Ca' Foscari, Michele Bugliesi. Emanuele Severino è stato uno dei pensatori di maggior rilievo della filosofia italiana del Novecento e la sua vasta opera era nota in tutto il mondo. Prosegue il rettore: a nome di tutto l'Ateneo esprimo il mio più sentito cordoglio ai familiari. Torniamo ora al caso della mamma che si è data fuoco ieri davanti al Tribunale dei minori di Mestre perché la figlioletta di 8 anni è stata dichiarata adottabile. È stata trasferita in rianimazione in gravi condizioni la mamma cinquantenne che si è cosparsa di benzina e si è data fuoco davanti al Tribunale dei minori di Mestre, tribunale che aveva dichiarato nei giorni scorsi adottabile la figlioletta di 8 anni. La donna di origini marocchine, residente a Padova, nel quartiere Torre, ha riportato ustioni profonde di secondo e terzo grado sul 50% del corpo. Sebbene le fiamme siano state spente in pochi secondi, le sue condizioni sono apparse subito critiche, tanto da dover essere intubata sul posto dai sanitari del SUAM 118, che l'hanno trasportata all'ospedale dell'Angelo, dove è stato deciso poi il trasferimento al centro Grandi Ustionati di Padova. La prognosi è dunque riservata e decisive saranno le prossime ore. Un caso drammatico che colpisce profondamente l'opinione pubblica, ma anche il gesto di una donna sola di cui le istituzioni non hanno saputo comprendere il dolore e a cui non hanno saputo offrire alcun sostegno, secondo Antonella Veltri, presidente della Rete Nazionale dei Centri Antiviolenza, Dire. Allontanare i figli dalle madri, prosegue, collocarli in istituto dovrebbe essere la soluzione estrema, invece viene adottata sempre più spesso dai servizi sociali. Speriamo che questa vicenda spinga le istituzioni a rivedere le prassi che adottano. Ma la cinquantenne, stando al padre della piccola e alle vicende giudiziarie che le avevano visti protagonisti, non era nuova a comportamenti estremi. Questa relazione ha durato per un anno e mezzo. È nata una bambina in cui io circa 3 anni fa dopo l'ho riconosciuta. La bambina è sempre cresciuta non mancandogli assolutamente niente. I miei familiari sono venuti a sapere dell'accaduto, sono venuti a sapere di questa cosa e siamo qua, ecco. Il 69enne di Casier racconta di rapporti via via degenerati, chiamate, incursioni a casa e sul posto di lavoro, minacce, ben 4 le denunce di stalking da parte del padre della piccola. Infine la bambina era stata tolta alla madre e in questo quadro il padre non se l'è sentita di chiederne l'affidamento. Sarebbe una cosa peggiorativa per la bambina perché se la madre me la trovo fuori di casa dovrei ogni volta chiamare le forze dell'ordine, la bambina come crescerebbe? I fatti di ieri potrebbero cambiare gli scenari futuri, ma se dovesse essere confermata la strada dell'adozione, il 69enne non vuole comunque perdere il legame con la figlia. Io alla bambina sono affezionato, l'ho vista anche oggi, da mezzogiorno all'1:30 e sono felice di averla vista. Io ho chiesto al tribunale di non perdere la bambina, perché io la bambina voglio continuare a vederla. Spero che il tribunale
tenga conto di questa mia richiesta volontà. Fanno discutere le frasi che un bambino di 10 anni di Cavarzere avrebbe pronunciato a scuola. Sono pronto a farmi esplodere in nome di Allah, le parole shock del piccolo su cui stanno indagando i carabinieri. Estremismo in famiglia o provocazione infantile. Certo non sono passate inosservate le frasi usate da un bambino di 11 anni alle scuole di Cavarzere, che prima avrebbe riferito di voler andare in Siria dallo zio combattente, poi addirittura di essere pronto a farsi esplodere in nome di Allah. Intendimenti che una compagna di classe del ragazzino ha poi riferito alla madre, che a sua volta l'ha raccontato sui social, facendo diventare la storia virale e muovendo gli stessi carabinieri, che stanno procedendo con tutte le cautele del caso trattandosi di minori. La donna su Facebook ha raccontato quanto riferito dalla figlia, chiosando il tutto con un'ironica benvenuta integrazione. Per il primo cittadino di Cavarzere la vicenda merita tutta l'attenzione possibile. Comunque sia, anche se, torno a ripetere, la comunità è sempre stata una comunità tranquilla, non si può prendere le cose alla leggera, insomma, quindi sono cose molto delicate, quindi è opportuno fare tutte le verifiche del caso. Usa parole di fuoco dalla Lega Pier Francesco Munari, candidato sindaco proprio a Cavarzere. Verifichiamo chi ospitiamo a casa nostra e se non condivide i nostri valori e i nostri principi che vadano altrove. L'invito. A sua volta il sindaco attuale vuole vederci chiaro e annuncia di voler incontrare la dirigente scolastica. A stretto giro sicuramente chiederò un incontro con la dirigente scolastica per fare un passaggio interno e capire cosa può essere successo e capire se effettivamente qual è l'entità del problema. Continua a far discutere l'aggressione razzista subita da una giovane cinese sul treno che la riportava a casa, una vicenda che per certi versi rimanda ad altri casi di intolleranza avvenuti nell'ultimo periodo. Un fatto grave reso ancora più preoccupante dalla giovanissima età di chi lo ha commesso. La condanna unanime che ha seguito la pesante aggressione verbale a sfondo razziale subita da una studentessa universitaria di origine cinese sul treno regionale Venezia-Rovigo amplia il raggio ad una questione più grande. È grave? Guardi, lunedì 27 noi saremo al ghetto per la giornata della memoria. Il negazionismo, il razzismo in rete e tutte queste nuove e vecchie patologie sociali vanno combattute senza se e senza ma e soprattutto dall'origine, dalla base, perché se minimizziamo fatti come questi poi finisce che ci troviamo quelli più gravi. A Capodanno i cori antisemiti scanditi da un gruppo di giovani in piazza San Marco si erano conclusi con l'aggressione dell'ex deputato Arturo Scotto, reo di aver ripreso il gruppo, e del giovane che aveva tentato di difenderlo. Sono fatti isolati oppure sindrome di un qualche cosa di più grave? Ma guardi, io non conosco una comunità di razzisti o di persone che fanno distinzioni in base al colore della pelle o del credo religioso, delle scelte sentimentali. Penso che chi fa queste scelte è comunque persona che non è degna di vivere in questo Veneto. Penso che le persone devono essere tutte trattate con umanità, punto e basta. Riaprire le case chiuse. Siamo andati a Quarto d'Altino, dove è esplosa l'inchiesta sulle lucciole di lusso. Per il primo cittadino bisogna legalizzare il fenomeno della prostituzione. Sempre voci, chiacchiere, però credo non sia di più o di meno negli altri posti. Ce ne sono tanti qua a Quarto d'Altino purtroppo, una brutta fama. Squillo di lusso per i clienti delle aziende, ragazze sempre pronte, addirittura pagamenti con il POS. A Quarto d'Altino sembra però non esserci più di tanto stupore nei confronti dell'indagine sul giro di prostituzione che ha coinvolto il Game Over in piena zona industriale, accanto a un altro locale di San Donà. Chi sa qualcosa di più preferisce mantenere l'anonimato. Se ne parla, non c'è questa attenzione ad eliminarla, punto. Questo è quello che penso a me. Fa comodo a qualcuno. Insomma, il problema c'è, o perlomeno c'è stato in passato. Lo stesso primo cittadino parla del Game Over come di un caso isolato, ringraziando le forze dell'ordine per l'intervento, ma resta la questione a monte, ovvero quella di regolarizzare la prostituzione in quanto tale. Sono favorevole alla riapertura delle case chiuse perché credo che attraverso questo sistema si riesca a controllare il fenomeno ma soprattutto a debellare anche ciò che genera conseguentemente, ma per tanti fattori poi, sia malavitosi che anche
diciamocela tutta, anche igienico-sanitari e di decoro. Da qui la bocciatura netta della famigerata legge Merlin. E se guardiamo dal 1958, quando sono state chiuse, e chiaramente rappresentava anche questo un tentativo per debellare il fenomeno, in 60 anni il risultato praticamente è quasi lo stesso, se non peggiorato. A pensarla così sono diversi cittadini. Meglio regolare, sì, sicuramente meglio. Favorevole. Deve essere regolarizzata. Perché è un lavoro, è il lavoro più antico della storia. Ma il tema, si sa, è da sempre divisivo. Andrebbe regolarizzato, però comunque non lo favorirei. Comunque è probabilmente favorire un certo tipo di mercificazione della persona femminile che non condivido. Picchiava la madre ed il fratello più giovane che tentava di proteggere la mamma dalle violenze. Per questo un 30enne di Spinea è stato arrestato dai carabinieri. La furia dell'uomo verso la donna ed il fratello non ancora maggiorenne sarebbe stata provocata dall'abuso di droga. Comportamenti violenti e vessazioni erano all'ordine del giorno ormai dal 2016. Anni da incubo per l'intera famiglia, fatta eccezione per il periodo nel quale il 30enne ha cercato di disintossicarsi. Purtroppo senza successo. Stavolta però è scattato il codice rosso in tema di violenza domestica, misura introdotta nell'agosto del 2019. La denuncia è partita a Natale, in questi giorni la misura di custodia cautelare. La situazione era nota ai servizi sociali, lo stesso sindaco di Spinea, Martina Vesnaver, si è messa in contatto con la donna portando la solidarietà del comune. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità. Linea alla regia. A tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Proseguiamo con la cronaca. Clienti ubriachi ed armati di coltello che litigano con esercenti di locali pubblici. Doppio intervento dei carabinieri a Noventa di Piave e Jesolo. A Noventa di Piave, un giovane del paese che era stato allontanato da un bar è tornato sui suoi passi con un coltello da cucina, minacciando il titolare che si è barricato nel locale e ha chiamato il 112. A Jesolo, lo scontro tra un barista e un cliente albanese ha fatto riportare ad entrambi lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Il primo per ritagli alla mano sinistra e una contusione arachide cervicale, il secondo per la frattura del naso e dello zigomo. La serata di sabato è stata particolarmente movimentata per i carabinieri della compagnia di San Donà di Piave. In entrambi i casi era presente un uomo alterato dall'alcol che brandiva un coltello, nell'ultimo caso anche un martello. A Noventa il cliente è stato denunciato per porto d'armi o d'oggetti atti ad offendere, mentre per il secondo episodio, a Jesolo, i carabinieri hanno proceduto per il medesimo reato nei confronti del cittadino albanese e per lesioni per entrambi. La politica regionale ora si allarga, il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia in Regione Veneto, ma aumentano anche le frizioni con l'alleato leghista. Le divisioni scoppiate in alcuni comuni al voto potrebbero potenzialmente avere conseguenze anche a livello regionale. Alle ultime elezioni regionali, Fratelli d'Italia aveva eletto un consigliere, Sergio Berlato. Con l'ingresso nelle sue fila di Andrea Bassi e Stefano Casali, consiglieri di centrodestra Veneto, Autonomia e Libertà, a qualche mese dalla fine della legislatura, Fratelli d'Italia è diventata di fatto la quarta forza politica del Consiglio regionale, se si sommano anche Massimo Giorgetti ed Elena Donazzan, che sono entrati nel partito mantenendo i rispettivi gruppi consiliari. Un allargamento che, secondo Ignazio La Russa, è supportato anche dalle intenzioni di voto, ma anche una crescita che sembra mettere in concorrenza i partiti di Giorgia Meloni e Matteo Salvini in una sorta di derby interno al centrodestra, anche a livello locale e regionale. Certi che esistono, per carità, sempre, certi piccoli provincialismi, certe conflittualità locali ci possono stare, ci stanno, ma se uno le guarda con un po' di distacco si accorge che sono niente in confronto a ciò che ci unisce, a ciò che insieme vogliamo realizzare. Il caso però appare superiore ad una bega locale e potenzialmente in grado di influenzare le prossime regionali. A Castelfranco e a Spresiano, Fratelli d'Italia sfida apertamente la Lega nelle elezioni comunali, tanto che il commissario provinciale del Carroccio, Gianangelo Boffa, ha perso la pazienza e messo in dubbio l'alleanza da Treviso a Venezia. E va bene, lui vuol dire che non le farà lui, le farà Salvini, che vuoi che ti dica.
Ma la Lega fa paura alla crescita di Fratelli d'Italia? No, io spero di no, ripeto, lo dico in continuazione. Oggi, il sondaggio di oggi prendiamo, dà in crescita sia la Lega sia Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia oltretutto sta crescendo anche prendendo voti fuori dal centrodestra, ma se ne prende e ne prende qualcuno dentro il centrodestra, non di Fratelli d'Italia, sono voti che altrimenti magari finirebbero fuori dalla nostra coalizione. Inaugurata a Belluno la mostra dedicata alle madri e ai padri fondatori dell'Europa Unita, iniziativa del punto informativo dell'Unione Europea del Comune di Venezia. I volti e la storia delle madri e dei padri fondatori dell'Unione Europea sono rappresentati in una serie di pannelli espositivi che abbracciano la sala della Presidenza della provincia di Belluno. Ci sono tutti, al solo pronunciare i loro nomi si viene pervasi dal valore di un patrimonio umano immenso, da Churchill a Schuman, da De Gasperi a Spinelli, padri e soprattutto madri, figure di spicco come Ursula Hirschman, colei che diffuse il manifesto di Ventotene e organizzò il movimento Donne per l'Europa, Ada Rossi, Louise Weiss. Un tributo che la provincia di Belluno rende oggi a chi si spese per la creazione dell'Unione Europea in cui viviamo e che è stato reso possibile grazie alla collaborazione con Europe Direct, il punto informativo dell'Unione Europea del Comune di Venezia. La mostra ha un valore forte e simbolico, è una mostra sulle madri e i padri fondatori dell'Unione Europea, è stata prodotta dalla città di Venezia nel 2014 e da allora è itinerante in tutto il Veneto presso le istituzioni e gli istituti scolastici. Capire quale può essere il nostro ruolo per rinfocolare ogni giorno lo spirito di fondazione e rifondazione dell'Unione Europea è l'obiettivo della mostra dedicata ai giovani e alle scuole, ma utile a tutti, ha spiegato la vicepresidente della provincia Serenella Bogana nell'inaugurare l'esposizione alla presenza del prefetto, del responsabile dell'ufficio scolastico provinciale, delle autorità cittadine e di un folto gruppo di studenti. La mostra, visitabile fino al 21 febbraio, fa parte di una serie di eventi promossi dalla Commissione europea in tutti i Paesi membri per rafforzare il senso di appartenenza all'Unione, ricordare il processo di unificazione compiuto e fare riflettere sul cammino che resta da percorrere. È un simbolo. Esporre la mostra significa guardare al passato dell'Europa per essere forti, rivolti al futuro. Vi ricordo l'appuntamento con 20:10, subito dopo i TG, ospite questa sera di Ferdinando Avarino, Gianangelo Boff, commissario provinciale della Lega a Treviso. Ed è tutto per questa edizione. Uno sguardo al meteo prima di salutarci, arrivederci. Bentrovati al meteo. Anticiclone in ulteriore rimonta, bel tempo su tutto il territorio e così l'inverno tornerà a latitare. Il dettaglio di mercoledì 22 gennaio. Sul Veneto la giornata risulterà stabile con ampio soleggiamento. Sarà in prevalenza sereno con ottima visibilità in montagna e con probabili foschie o locali nebbie in pianura, specie nelle ore più fredde della giornata. Temperature minime fino a -4 gradi, valori massimi invece fino a 9 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, sarà soleggiato con cielo al massimo poco nuvoloso, vedete, su tutti i settori. Temperature minime tra -2 e 2 gradi, massime tra 8 e 10 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui sole prevalente su tutti i settori con al massimo poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra lo 0 e 1 grado, valori massimi tra 7 e 8 gradi. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.